Lucio Battaglini per questo posticipo del sesto turno campionato d'eccellenza tra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Lions Piacenza. Tantissimi saltatori per entrambe le formazioni. Nathan muove, attenzione, Dennis si può impossessare dell'ovale, se ne va Dennis, prima meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta quando siamo al settimo del primo tempo. Una trasmissione non efficace in Piacenza e Denis Majstorovic, per cui subito un cambio in prima linea per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Il pubblico rumoreggia, Mortali buono, impatta bene. 7-3, si è preso proprio tempo e l'ha anche messa. Sì, infatti deve ritrovarsi secondo me mentalmente, perché devono convincersi che una volta mossa la palla diventano pericolosi. In realtà l'arbitro era molto vigile e lui ci ha provato giustamente e quindi questo, eccolo qua, ti costa 3 punti. A non sbagliare, Lucio Rodriguez, prova lui Lucio, ben imbragato. Stefano Borsani dice guarda a destra, ci prova Boggiani. È proprio Arcigna la difesa di Sì, Piacenza, sì, non sì, mollano mica, se ti possono mangiare anche solo un centimetro te lo mangiano. De Marchi, attenzione, tenuto alto De Marchi. Eccola qua. E arriva la meta del Rovigo. Meta del Rovigo con PJ Parker. E per ricominciare il secondo tempo. Soprattutto da dove hai finito. La presa è buona di PJ Parker. Si va a strutturare il drive rosso-blu. C'è l'avanzamento dei bersaglieri. Ancora in piedi, vanno, sono oltre linea di meta. Vediamo l'arbitro, meta. E c'è la meta rosso-blu. È una tassa pesante quella che... Però, voglio dire, ci ha abituato bene il folletto di Ceres. Bandierine su, 24-3. Invece Chilon ricerca una unit per cercare di ripostare il gioco. Ancora dalla chiusa, si prova Alberto Chillona e Eccola bravo qua, Alberto! Mette le mani in faccia a Riedo e se ne va per la meta del bonus. Prende la rincorsa sudafricano. Vediamo. Non gira, non entra. No. Era partita bene ma non ha girato. E sicuramente i due giocatori che mi hanno impressionato di più. Gran lavoratore Ferrari sicuramente. Sì. Carbone comunque un uomo di... Attenzione, Jacques Momberg! Jacques Momberg sorprende alla parte chiusa la difesa piacentina. Per gioco è un buon portatore di palla, insomma si muove bene per il campo, quindi è sicuramente un giocatore che avrà... non sa bene cosa fare, perché qua se va fuori il pallone è finita, forse potrebbe essere finita in questo momento. Vediamo l'arbitro Angelucci cosa dice. Tutti negli spogliatoi, Rovigo vince questa sesta partita del proprio campionato d'eccellenza contro il Piacenza 34-3.